E diversamente dal programma, il Roberto Scarpone di Onor Caduti sarà spostato a domani mattina, quindi chiamo i relatori, quindi Anna potete rimanere anche qui, e chiamo i relatori di questa sessione al tavolo. La professoressa Conforti si scusa che è dovuta andare via perché alle 6:30 ha un'altra presentazione, un altro impegno che doveva assolvere, quindi... Io mi scuso per la mia voce, ho ascoltato con molta attenzione tutte le relazioni. Ho trovato una osservazione molto pertinente quando ha detto, criticando Dalcò, che il tema giusto è per ricordare, non per non dimenticare. Infatti Antonella Greco, non so se c'è, esatto, parlerà con questo titolo che apprezzo molto. Vorrei dire una questione. È una mia personale interpretazione di cui non faccio una critica a ciascuno, ma mi sembra che ci sia anche nelle parole introduttive di Claudia Conforti, che ci sia una sorta di buonismo su questa questione dei monumenti ai caduti. Se posso portare, forse qualcuno vorrà proporre un memoriale per i caduti nel terrorismo, sia cristiani che islamici. Ora, a me sembra che una ottica corretta sia proprio quella che ci ha proposto, mi scusi non ricordo il suo nome, sia quella, come dire, di un onore nell'architettura militare. Devo dare atto a Benjamin Chevalles che ha usato uno dei titoli che mi hanno convinto di più. Se n'è andato? No. Ecco, bene. Sì, tutti impegnati. La memoria come strumento di unità nazionale. Questo sicuramente è un punto chiave. Io ritengo, se volete in altri termini, che quello che è mancato qui è massivamente, come dicevo prima a Marco Mulazzani, nella relazione di Francesco Dalcò, una relazione del tutto retorica e accademica, è mancato e manca il punto di vista degli architetti progettisti. Cioè qui abbiamo assistito a uno scavo molto interessante di archivi, ma che cosa voglia dire oggi fare un monumento e quindi comprendere queste cose, devo dire che io come architetto non ho trovato una reale risposta. Dovremmo spostare il ragionamento su altre questioni, ma mi fermo qui perché ovviamente non sono uno storico, faccio queste mie osservazioni che ho ascoltato, però mi sembra che nell'Accademia di San Luca il punto di vista degli architetti dovrebbe emergere con forza e non solo quello degli archivisti. Grazie. Io non so se posso rispondere solo parzialmente agli organizzatori, diciamo, del convegno, forse il fatto che sia sull'architettura del Novecento
porti un po' il convegno ovviamente sull'architettura costruita, soprattutto sui sacrali del Novecento in Europa. Questa ovviamente è la sessione di apertura sulla parte storica, poi ci sarà una sessione sulla parte ovviamente della conservazione del progetto, appunto ci saranno i progetti appunto di cui parlavano anche prima, di Re di Puglia, ci sarà appunto Orazio Carpenzano, ci sarà il restauro fatto da Vassallo, ma credo appunto che la sessione di oggi abbia questo taglio proprio per una volontà dei curatori, e quella di domani sarà dedicata invece alla parte più progettuale, seppur rimaniamo nel Novecento e quindi diciamo ci limitiamo, però ecco, passo la parola. Sì, chiedo scusa per conto della professoressa Claudia Conforti che si è dovuta allontanare per un altro impegno. Volevo rispondere al professor Claudio D'Amato che il convegno risente di questa mancanza certamente, ma è stato progettato all'interno del centenario della Grande Guerra e dunque ha questo taglio che è chiaramente più storico e poi lo sarà anche di tipo conservativo e di restauro, perché proprio il tema è abbastanza, diciamo, concentrato. L'epicentro proprio di questo convegno erano i sacrari della Prima Guerra Mondiale, tant'è che l'arco cronologico è cortissimo. E giustamente il tema progettuale contemporaneo, anche in omaggio ai caduti attuali, certamente meriterebbe uno studio molto arduo, immagino, perché ovviamente abbiamo visto che le risposte molto spesso, specie quelle della prima ora, sono estremamente ancorate alla tradizione, cioè hanno un fittone nella storia e solo rarissimamente tendono, in casi veramente, ho visto questi esempi del professor Molazzani, sono straordinari, raramente, anche quello spagnolo, raramente poi assumono un'altra morfologia, cioè in realtà la storia è proprio condizionante. Non so in questo momento quali potrebbero essere le risposte, immagino che in ambito compositivo un convegno possa essere anche organizzato con questo taglio, immagino che potrebbero venire fuori interessantissime risposte. Riflessione на то, что было сказано. Как совершенно справедливо заметил Далько, что мы интерпретируем материал исторический в зависимости от потребностей времени, от данного времени. Вот зачем мне... Да, pожалуйста. Come ha detto all'inizio il professor Dall'Co, noi stiamo interpretando gli eventi storici seguendo le nostre necessità, le necessità attuali. Что было, скажем, для нас актуально, для меня актуально, когда я обратилась к материалам 40-х годов? А было актуальным то, что я хотела понять, как мы пришли все-таки к тому, постепенно пришли к тому, чтобы prекратить этот безумный эксперимент социальный. Вот тогда это было вот так. Ho iniziato a studiare i progetti di guerra dei monumenti della seconda guerra mondiale per capire come siamo arrivati all'idea di finire quel esperimento sociale che è stato iniziato nel 1917. А вот сегодня, при всей консервативности, так сказать, этого самого отношения к захоронению, мы слышим сейчас молодые голоса таких экстремистского такого плана. А зачем нам вообще хоронить? Давайте мы новые технологии используем и будем распылять друг друга.
Вот на это сегодня надо реагировать. Вот на эту экстравагантность, по-моему, мы должны как-то реагировать сегодня. Tutto l'approccio molto tradizionale ai sepolcri militari che sembra di essere condiviso oggi, però comunque incontriamo le voci sentiamo le voci di alcuni giovani estremisti che propongono di eliminare i corpi dei caduti e non lasciarne traccia. Sì, la questione di oggi forse sarebbe anche di parlare su queste idee che circondano. Il comune di Pinzano ha avviato il restauro di quell'opera, limitatamente a quelle che sono disponibilità economiche del comune, ma così, è solo per notizia, niente di più. Fino a un anno fa no. No, è roba di questi mesi, perché siamo riusciti a trovare i progetti, originali e quindi stanno lavorando. Questo è molto interessante. Pagando si può avere tutto. No, li ho cercati allungamente. Abbiamo in doppia copia, in italiano e in tedesco. Ecco, bene. Questa è una cosa. No, li abbiamo cercati quando abbiamo fatto una cosa nella pubblicazione curata dal professor Nicoloso e li abbiamo cercati anche sia al Volksbund dove non c'è nulla, perché purtroppo il problema lì è quella della distruzione dell'archivio di Monaco e quindi della casualità come dei resti. E sì, abbiamo parlato anche con quindi erano presso il Ministero, sono presso il Ministero. C'è tutto, ma infatti io ho confessato all'inizio che questa è una parte di questa ricerca. Deve chiedere alle persone giuste. No, la critica la accetto certamente. Del ma resto, siamo l'ultima spiaggia. In questo, siamo l'ultima spiaggia per molti, cioè quando cercano tutte le parti non trovano niente, ci avvicinano. In questo contesto, questo lavoro del resto non so. Tra l'altro, cosa che diceva anche il professor D'Amato, io oggi ho presentato una serie di forse quantità di informazioni anche eccessive. Da un lato penso che non tutti conoscessero, diciamo così, questo panorama. D'altra parte non è una cosa su cui ci sto lavorando, forse sono l'unico italiano che sta lavorando su queste cose, ma dei colleghi invece tedeschi ci stanno lavorando da un po' di tempo, però l'impressione è che, diciamo, l'impressione che ho avuto andando ad ascoltare anche degli incontri è che, non so, ci sia un'attenzione magari limitata più a singoli edifici. A me interesserebbe di più riuscire a mettere a fuoco una lettura generale di questa questione, trattandosi di una condizione unica, nel senso che è una associazione che è fondata nel 19, che dal 1926, durante la Repubblica di Weimar, poi durante il nazismo, poi durante la Repubblica Federale, si occupa delle stesse cose, con un architetto che firma 400 cimiteri, che quelli sono sicuri, e però ne coordina 800 e passa. È una condizione abbastanza interessante. Un lavoro in progress, per me poi sono interessanti le cose fatte in Italia, e quindi sono molto contento di sapere che si può andare a interrogare una fonte giusta con alcune cose. Quindi grazie molte di questa informazione. Ci sono altre domande? Il processo di pacificazione, no? Che è presente già all'inizio di questo, quando viene fatto questo edificio, poi possono appunto tutti i combattenti, però devono essere cristiani e devono essere spagnoli. Ecco, ce lo può spiegare un po' meglio questa idea di pacificazione, come sia funzionato, come ha funzionato? El problema es más complejo. Voy a explicarlo en español, disculpadme, voy a hablar poco a poco.
El problema es más complejo porque la construcción se hace con prisioneros republicanos. Muchos de los prisioneros republicanos que mueren son apartados y luego son sepultados en la misma obra. He dicho una cifra, son 13.000 personas, 13.000, que son exhumadas de las cunetas sin ningún tipo de amparo legal, robadas de sus familias y trasladadas al lugar de la vergüenza de estas familias. En España, además, se acrecenta un hecho. No es hasta el año 2002, en plena democracia, que surge una ley sin ningún tipo de acción jurídica, que esto es bastante, en términos, podríamos decir, militares, ilegal, una ley sin acción jurídica sobre los caídos del otro bando, en los que solamente se les ofrece un reconocimiento nominal, nada más. 2002. Y en el 2007, con un gobierno aparentemente de izquierdas, aparece la primera ley de la memoria histórica, en el 2007. Estamos hablando, mucha gente ha querido ver, historiadores importantes del periodo de la transición española, no lo llaman transición, sino que lo llaman transacción. Yo no voy a entrar en estos términos, pero lo que sí que es un caso difícil, muy difícil de tratar, porque no hay represalias, no hay reconocimientos y llegan tarde, y llegan muy tarde. Estoy hablando del 2007. El movimiento, además, es un movimiento social. No tiene las instituciones del gobierno central amparándolas. Es la famosa AMPA, que es la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que son civiles, ¿no? Casi trasladando esta palabra, ¿no?, que he utilizado antes de milicia y soldados, son civiles que se interesan en recuperar los cuerpos de sus familiares. Y es un tema peliagudo, precisamente muy peliagudo, por los famosos pactos de la Moncloa del 78, que muchas veces ha habido casos puntuales de estudio de microhistoria que comparan con el caso alemán, en el que sí que hubo condena. Hubo condena. En España no ha habido condena oficial. Y ese es yo creo, la gran deshonra ideológica que representa hoy en día el Valle de los Caídos. Si pasara como el profesor Mulazzani proponía, ¿no?, que hubiera un lugar en el que consensuadamente ambos bandos decidieran representarse con esa arquitectura, sería un momento de reconciliación. Pero el Valle de los Caídos es un momento de imposición cuya sombra hoy en día aún está presente. Este gobierno de izquierdas del 2007 planteaba transformarlo en un museo para la memoria histórica, planteaba realizar intervenciones en la parte trasera del Risco, en lo que era el Hospedale, para hacer un centro de documentación, y no se pudo hacer. Entonces es un tema difícil, es un tema muy difícil y doloroso. Y eso yo creo que es una herida que está abierta aún en España por la dictadura y que no está resuelta. Es duro lo que digo, es duro también que se tenga que venir lejos de nuestros países, no para decirlo, que no está resuelto, pero es una labor que se tiene que seguir perseverando en ella. Non so se hai risposto un poco. Sì. L'appuntamento di domani è alle 9:30 con la conferenza della professoressa Antonella Greco, che è per ricordare arte e architettura. Dopodiché la seconda sessione sarà dedicata ai sacrari in Italia
sacrali del Novecento in Italia e poi passeremo alla parte della conservazione. Io volevo solamente chiudere questo primo appuntamento dicendo che io mi sono avvicinata fin da bambina ai sacrari per motivi turistici nel senso che erano estremamente vicini ai luoghi di villeggiatura, ai miei luoghi di villeggiatura, e mi hanno sempre toccato il cuore. Quando c'è stata l'occasione per organizzare questo convegno, ho ripensato a quegli anni, alle emozioni, e più mi avvicino a questo argomento, più sento il dolore che sprigionano quelle pietre. Dunque volevo dire che questo convegno, che non può essere altro che quello di studio di questo patrimonio, ha necessità anche di essere ricompreso e risignificato. Oramai sono morti i parenti prossimi di coloro che sono lì seppelliti, molte generazioni sono passate, dunque dobbiamo dare, secondo me, nuova sostanza e significato a tutte quelle pietre e ai corpi che esse custodiscono. Scusate, magari questa riflessione è un po' troppo melanconica e sentimentale, però era certamente dovuta. Grazie.